Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di 3, l'approfondimento culturale di Sardegna Gol. Io sono Michele De Montis, come sempre c'è in regia Roberto Dessi e questa volta abbiamo un ospite che possiamo assolutamente definire speciale, è una chitarra. Il nostro ospite si giustifica con l'argomento della puntata di oggi, come avrete già visto dal titolo di questo podcast. Oggi tratteremo di un aspetto non molto discusso, non molto conosciuto della straordinaria leggenda musicale dei Beatles, il loro lato oscuro. Alcuni anni fa Gianni Morandi pubblicò una canzone, peraltro devo dire non memorabile, che si intitolava Chi erano mai questi Beatles, in cui raccontava una sorta di dialogo tra un adulto e una ragazzina che non conosceva i Beatles. Ecco, la domanda di quella canzone penso che sia ancora di forte e straordinaria attualità. I Beatles, lo sappiamo tutti, sono stati uno straordinario fenomeno mediatico, culturale, sono stati un fenomeno iconico, letteralmente, hanno segnato un'epoca, ma quella domanda è chi erano mai questi Beatles, se li riportiamo alla loro natura originaria, quella di gruppo musicale, penso sia ancora di stretta attualità, ancora molto molto pertinente. Va fatta una premessa. Oggi siamo abituati a vedere la musica per categorie, o per meglio dire compartimenti stagni. C'è la musica mainstream, c'è la musica sperimentale, c'è la musica underground, c'è la musica di nicchia, insomma sono tante categorie che di solito non si intersecano e ognuno rappresenta un piccolo mondo a parte. I Beatles sono stati qualcosa di completamente opposto a questo approccio. Tutti quanti conosciamo i Beatles per le loro ballate mainstream, Yesterday, Lady B, Jude, giusto per citarne alcuni. Ma i Beatles sono stati molto più che questo. Sono stati sicuramente un grande e straordinario fenomeno commerciale con all'attivo centinaia di milioni di copie di dischi venduti. Sono stati dei grandissimi innovatori anche dal punto di vista musicale, dal punto di vista delle tecniche di registrazione. Sono stati dei grandi sperimentatori, sono stati dei grandi compositori e sono stati anche portatori di messaggi, come dire, oscuri, inquietanti e delle volte anche un po' ambigui, e su quest'ultimo aspetto noi ci soffermeremo oggi. Naturalmente parliamo di una vicenda musicale che penso sia del tutto irripetibile, anche a parità di talento, anche se mai dovessimo trovare dei talenti pari a quelli di John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. Penso che l'attuale sistema musicale non consentirebbe a un fenomeno come quello dei Beatles di sorgere, di crescere e svilupparsi. Immaginatevi voi i Coldplay o Taylor Swift che fanno dei pezzi sperimentali all'interno dei loro dischi. Assolutamente impossibile. Frank Zappa, che dei Beatles era un grandissimo critico, non amava per nulla, diceva a suo tempo fin quando i produttori erano interessati unicamente al proprio assegno, alla propria percentuale, non c'è stato alcun problema per i musicisti. Allora interessavano i soldi, i musicisti facevano quello che volevano. Quando poi i produttori sono entrati nel discorso della produzione musicale, andando oltre la semplice questione dei soldi, allora le cose sono cambiate e la musica è stata, come dire, irregimentata, messa dentro una gabbia. E oggi conosciamo la musica mainstream, conosciamo la musica underground, come ci dicevamo prima, e quella sorta di sperimentazione, quell'anarchia creativa che coinvolgeva fenomeni commerciali molto importanti come i Beatles, ma non solo, oggi dicevamo sarebbe assolutamente irripetibile. Ma prima di entrarci nell'argomento di questa trasmissione, facciamo una breve digressione e vediamo un po' musicalmente come nasce il fenomeno Beatles. Molti di voi sicuramente lo sapranno. I Beatles erano uno dei tantissimi gruppi che a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, sull'onda del rock and roll americano, della musica skiffle, una sorta di genere folk che andava per la maggiore all'epoca, iniziarono a suonare.
breve tempo si fecero una piccola nomea a livello locale nella loro città, a Liverpool, ebbero modo di farsi le ossa come performance dal vivo andando a suonare nel quartiere Luci Rosse di Amburgo. I Beatles però si differenziavano dagli altri gruppi della loro epoca perché avevano delle caratteristiche peculiari. Innanzitutto avevano un talento musicale molto superiore agli altri complessi, se non proprio dal punto di vista tecnico, sicuramente da quello creativo, perché infatti i Beatles facevano una cosa che gli altri gruppi non facevano all'epoca: scrivevano canzoni. Tutti i gruppi all'epoca facevano quasi soltanto i Beatles, cover, e da quel punto di vista i Beatles non rappresentavano certamente un'eccezione, però ogni tanto in quegli interminabili concerti da 4 o 5 ore che ripetevano ogni notte, giorno dopo giorno, infilavano qualche loro canzone, qualche pezzo che loro avevano scritto, e lì il talento è talento. John Lennon e Paul McCartney iniziano quindi a trascorrere pomeriggi e serate a comporre musica insieme. Tra l'altro Paul McCartney, figlio di un musicista che gli aveva trasmesso l'amore per la musica swing, per la musica jazz, per il vaudeville, per quegli stili musicali che anche dal punto di vista armonico-melodico rappresentavano qualcosa di molto più complesso rispetto al semplice rock and roll basato sulle 12 battute blues. E questo poi si vedrà anche successivamente quando i pezzi dei Beatles iniziano ad emergere come pezzi molto originali, con una complessità melodico-armonica che gli altri brani raramente avevano. Comunque, ha fatto la loro lunga, interminabile gavetta con migliaia letteralmente di esibizioni, e i Beatles poi riuscirono, dopo una serie, dopo un celeberrimo provino fallito con la Decca, riuscirono a firmare il contratto con la Parlophone, una sottocasa della EMI, e iniziarono a collaborare col produttore George Martin, col mitico produttore George Martin, negli altrettanto mitici studi di Abbey Road a Londra, dando vita ad un sodalizio artistico, anche questo credo ripetibile, perché George Martin era uno straordinario musicista, un magnifico arrangiatore, un pianista di altissimo livello. I primi dischi li conosciamo: Please Please Me, composto metà metà da brani originali e l'altra metà da cover. Anche questa è una cosa molto inusuale per l'epoca, perché di solito gli album erano composti interamente da cover, cioè i gruppi britannici reinterpretavano per il loro pubblico domestico i brani che provenivano dagli Stati Uniti e che nessuno conosceva all'epoca, perché non c'era c'era la televisione, ma non era così diffusa, non c'era internet, non c'era Spotify, quindi insomma erano brani che si sentivano anche per la prima volta. Quindi avere già metà dell'album composta da brani originali rappresentava sicuramente un punto di svolta rispetto al passato. Poi il percorso continuò con una crescita esponenziale della fama e della popolarità dei Beatles, con With the Beatles, sempre nel 63, l'album che poi celebrò l'esplosione, il deflagrare della Beatlemania, Hard Day's Night, che si accompagnò al film. Tra l'altro un album, a mio avviso, molto sottovalutato, perché lì secondo me sono presenti veramente i germogli di uno stile musicale che all'epoca iniziava a svilupparsi, ad evolversi, a prendere delle strade che nessuno avrebbe potuto all'epoca prevedere. Poi abbiamo Beatles for Sale, l'album del 65 Help, in cui anche lì si intravede già un'evoluzione che sta continuando, è una maturazione che sta proseguendo. Penso a brani come ad esempio Ticket to Ride, che fu uno straordinario successo commerciale, ma che dal punto di vista dell'arrangiamento e anche della composizione spiccava per la sua particolarità, per la sua peculiarità rispetto a quanto le radio trasmettevano all'epoca. E poi si arriva nel 65 sempre all'album Rubber Soul, rappresenta un momento di passaggio tra la fase beat e quella successiva nell'album Rubber Soul, un album scritto e registrato in pochissimo tempo. Ci sono alcuni brani che continuano a mostrare il percorso di maturazione dei Beatles. Uno di questi è sicuramente Norwegian Wood, un brano folcheggiante caratterizzato dal suono del sitar, in cui John Lennon racconta una storia di tradimento coniugale, ma è l'aspetto interessante di quell'album è che fanno a capolino per la prima volta queste atmosfere, come dire, sognanti, oniriche, che di lì a poco qualcuno avrebbe in un certo senso definito psichedeliche, anche se tali non erano ancora.
Nel 65 siamo in un anno di passaggio e i Beatles hanno girato il mondo in lungo e in largo, hanno raggiunto livelli di fama planetaria che neanche Elvis aveva conosciuto in precedenza. Sono però fondamentalmente un fenomeno di costume, nel senso che si andava ai concerti dei Beatles non per sentire la loro musica, ma per urlare, strapparsi i capelli e gridare qualcosa e vedere John Paul, George e Ringo che si muovevano sul palcoscenico, poi cosa suonassero, cosa non suonassero era assolutamente indifferente. E i Beatles soffrivano molto questa situazione, perché parliamo di musicisti di straordinario talento e capacità e che si trovavano a fare delle tournée che dal punto di vista musicale non rappresentavano assolutamente niente. Accanto poi a queste tournée c'era uno sviluppo artistico, creativo della band che la dimensione live non restituiva in alcun modo, anche perché i concerti all'epoca erano, dal punto di vista tecnico, estremamente limitati, molto rudimentali, non consentivano all'artista di potersi esprimere con gli strumenti che ci sono, o con le possibilità che ci sono oggi. E questo iatto tra il fenomeno commerciale e pubblico dei Beatles e la loro dimensione prettamente musicale emerge in maniera deflagrante con l'album Revolver, un album che non si può non definire storico per quanto riguarda la musica pop rock. È l'album nel quale per la prima volta i Beatles rompono gli schemi della musica beat che li aveva contraddistinti fino ad allora, che avevano progressivamente abbandonato, pur comunque mantenendola in alcuni aspetti, e per la prima volta i Beatles esplorano territori fino ad allora sconosciuti, ed è qui che, se vogliamo, si apre la trattazione la nostra trattazione del lato oscuro della musica dei Beatles. Revolver è un album bello in quanto imperfetto. Ci sono sonorità molto rudi, molto, in alcuni casi anche grezze, aspre, che non si sarebbero mai sentite nei precedenti testi dei Beatles, album dei Beatles. Analogamente lo stile compositivo appare caratterizzato da una straordinaria varietà, in cui ci sono brani sentimentali, in cui ci sono brani che strizzano l'occhio al non ancora nato hard rock, ci sono brani che sviluppano elementi di musica indiana, ci sono brani che sono assolutamente indefinibili nella loro natura, sono qualcosa che prima da allora nessuno aveva mai sentito prima e per certi versi neanche dopo. Uno di questi è sicuramente Tomorrow Never Knows, il brano epico, letteralmente epico, che chiude l'album, un brano di John Lennon. Dimenticatevi il John Lennon sbrodoloso che canta Imagine con i cuoricini e tutto. C'è un altro John Lennon, a mio avviso, molto più interessante. Tomorrow Never Knows è un brano ispirato al libro tibetano dei morti, che conosce uno sviluppo, un arrangiamento assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Le chitarre vengono suonate al contrario, nel senso che vengono registrate e poi il nastro viene fatto risuonare, mandandolo al contrario, costruendo questa sorta di effetto alienazione che è assolutamente indefinibile. Poi magari metteremo in descrizione di questo video il link alle canzoni, così vi potrete fare, se non ne conoscete già, un'idea specifica di cosa stiamo parlando. Queste chitarre si appoggiano su una sezione ritmica che vedono un Ringo Starr al massimo del suo splendore creativo, che per questo pezzo all'epoca elaborò un pattern di batteria che entrò veramente nel cuore di tutti i batteristi dell'epoca, ipnotico, onirico, acido, potremmo definirlo veramente acido, accompagnato dal basso ininterrotto di Paul McCartney e la voce di John Lennon, che cantava passando attraverso l'amplificatore Leslie, che è un amplificatore che veniva usato comunemente per gli organi, creando questo effetto che nessuno aveva mai sentito prima. Naturalmente questo album segna l'ingresso nella vita dei Beatles non soltanto di una maggiore creatività, ma anche della droga. Questo lo sappiamo. I Beatles nel 66 avevano già iniziato il loro percorso di assunzione di LSD, che poi insomma lascerà tracce anche negli album successivi. Tomorrow Never Knows è un po' il risultato di questo
di questa assunzione di droghe, di questo entrare nel mondo della controcultura di Timothy Leary e dei suoi seguaci, che all'epoca era molto popolare. Non è l'unico brano che parla di droghe, o comunque è ispirato alle droghe. Abbiamo anche She Said, She Said, in cui c'è un celebre verso che dice: mi fa sentire come se non fossi mai nato, e parrebbe fosse una frase detta da Peter Fonda durante un party in cui stavano fumando, non so se marijuana o qualcosa del genere, Peter Fonda aveva detto questa frase qui. Un altro brano come Dr. Robert raccontava di questo medico che aveva l'abitudine di prescrivere con una certa liberalità medicinali non del tutto legali. La stessa Yellow Submarine, non vorrei insomma distruggere un mito, anche perché non sono nessuno, quindi insomma il mito resiste sicuramente a prescindere. Si dice faccia riferimento a questa pastiglia che era chiamata sottomarino giallo perché aveva una forma tonda e produceva degli effetti allucinogeni. Quindi Tomorrow Never Knows è il primo capitolo di questo percorso dei Beatles, inquietanti, dark e incomprensibili. Proseguiamo nel 66, il 29 agosto del 66 i Beatles tengono il loro ultimo concerto a San Francisco, decidono di non suonare più dal vivo perché quello che facevano dal vivo non corrispondeva più a quello che facevano in studio di registrazione, e quello che facevano in studio di registrazione non era replicabile dal vivo, e decidono di concentrarsi unicamente nel lavoro in studio. Il fatto di non dover fare più tournée, cosa all'epoca inaudita semplicemente, consente loro di potersi dedicare maggiormente e con maggior impegno all'attività di ricerca e sperimentazione in studio. Sono gli anni in cui anche la tecnologia musicale acquisisce nuovi strumenti, e grazie ai quali chiaramente la creatività di musicisti stranieri come loro riesce a trovare altre strade, altri sbocchi che consentono di produrre musiche mai sentite prima, o comunque musiche del tutto aliene dal contesto del brani mainstream anni 60. I Beatles alla fine dell'anno avevano in mente di creare un album, di scrivere un album dedicato alla loro città, Liverpool. Questo progetto poi abortì perché la casa discografica impose loro una pubblicazione di un singolo per poter uscire con regolarità nel mercato discografico. Questa imposizione portò al 45 giri forse più bello nella storia della musica pop rock. Nei primi mesi del 67 ci fu la pubblicazione del singolo, all'epoca usavano i Beatles un doppio lato A, Strawberries Fields Forever e Penny Lane, una scritta da John Lennon e l'altra da Paul McCartney. Benché sia riconosciuto unanimemente come il singolo più importante della storia della musica pop rock, paradossalmente fu il primo dal 63 a non raggiungere il numero 1 in classifica in Gran Bretagna. Uno di quei piccoli paradossi insomma della storia che la rendono molto spesso interessante, delle volte incomprensibili. Strawberry Fields Forever è stato un brano che dal punto di vista tecnico e creativo ha rappresentato veramente una pietra miliare, perché è stato di una complessità, ha richiesto letteralmente mesi di lavoro in studio di registrazione, con un numero impressionante di sovraincisioni, con un numero impressionante di pezzi attaccati, riattaccati, di espedienti anche molto artigianali delle volte, ma che hanno concorso a creare una canzone meravigliosa, forse il brano più bello dei Beatles, sicuramente il brano più bello mai scritto da John Lennon. E qui siamo al secondo capitolo del nostro approfondimento sul lato oscuro dei Beatles. Facciamo un salto in avanti. Nel 1969 un DJ americano riceve una chiamata anonima da parte di un
sconosciuto informatore che gli annuncia che in realtà Paul McCartney sarebbe morto in un incidente stradale nei primi mesi del 66 e che per nascondere la notizia della cosa sarebbe stato sostituito da un attore, William Stewart Campbell, che ne avrebbe preso il posto. Tra l'altro, voglio dire, se la cosa è vera, oltre che attore è anche un grande musicista. I Beatles però avrebbero deciso in qualche modo di lasciare qui e lì dei messaggi che avrebbero indicato la presenza, che avrebbero indicato questa storia ai fan più attenti, più oculati. Uno di questi sarebbe una voce che si sente alla fine di Strawberry Fields Forever, quando c'è la coda strumentale che dice, che parrebbe dire ho sepolto Paul. In realtà I buried Paul. Diciamo che si tratta un po' di una sorta di forzatura, ma questo è come voce questa Vox Populi è girata tantissimo su questo aspetto qui. Paul is Dead poi si nutre di un nuovo, si integra un nuovo capitolo poi con il capolavoro successivo, quello del 67, l'album più importante di tutti i tempi, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, il primo concept album della storia, l'album più importante della produzione beatlesiana, e qui gli elementi di interesse sono veramente tantissimi, a partire dalla copertina che vede la presenza dietro i Beatles dei cartonati di alcuni personaggi che rappresentano gli eroi della loro giovinezza, della loro infanzia. Fra questi c'è anche Aleister Crowley, lo stregone occultista britannico, molto noto all'epoca, che visse per un certo periodo anche in Italia, venne cacciato perché aveva l'abitudine di organizzare orgie e riti oscuri, insomma cose che il regime fascista non apprezzava particolarmente all'epoca. E i Beatles lo inserirono in questo partenariato che comprendeva altri personaggi come loro stessi in versione beat, Bob Dylan se non ricordo male, poi c'era il Marlon Brando e tanti altri. Sgt. Pepper's è un disco che si compone di tanti straordinari momenti musicali. Quello che mi interessa però è fondamentalmente l'ultimo brano, A Day in the Life, il brano che conclude l'album e lo fa in un modo che lascia letteralmente senza fiato. A Day in the Life è un pezzo scritto principalmente da John Lennon che racconta la storia di un loro caro amico, l'erede della dinastia Guinness, è rimasto ucciso in un incidente automobilistico, e questo brano contiene costanti riferimenti a questa vicenda che si inframmezzano a ricordi di video, canzoni o articoli di giornale che John Lennon all'epoca leggeva e che mette insieme in questa sorta di collage di suggestioni. E il brano poi prosegue con un intramezzo di Paul McCartney che racconta l'episodio di un risveglio degli anni in cui ancora andava a scuola, alle scuole superiori, e si conclude con un crescendo di un'orchestra di 80 elementi che dà vita a una sorta di finale orgiastico, concluso con un accordo di pianoforte suonato da 8 persone contemporaneamente. Questo accordo ha una coda lunghissima, quasi un minuto mi pare, e al termine di questa coda, dopo un po' di tempo, c'è un fischio udibile soltanto dai cani perché in ultrasuoni, seguito da dei suoni inquietanti che vanno in loop, quindi se si ascolta il disco su vinile, questo loop continua fino a che non siamo noi a fermarlo. Molto molto inquietante. Immaginate che creazione poteva produrre nelle persone dell'epoca l'ascolto di un brano come questo. Sicuramente molto diverso dalle canzoni Lollipop o alla Caterina Caselli che andavano per la maggiore negli anni 60. Sempre nel 67 abbiamo Magical Mystery Tour, un'opera che
accompagnò un'esperienza cinematografica fallimentare, uscita come extended play in Gran Bretagna e come long play negli Stati Uniti. Anche qui i momenti musicali sono notevoli. Fra queste ricordiamoci I Am The Warriors, un altro brano di John Lennon che non sarebbe riduttivo definire inquietante. In questo brano erano canzoni che venivano chiamate tecnicamente canzoni lavandino, perché ci finiva di tutto dentro, veramente, dalle orchestrazioni molto elaborate fino alle chitarre, fino a rumori di frequenze radio, rumori elettronici, e si conclude con questa coda bellissima, a mio avviso straordinaria, in questa progressione armonica in cui c'è questo coro che pare quasi uscito da un film di David Lynch. È veramente qualcosa di strano, bizzarro e paradossale. Nella copertina del Magical Mystery Tour è nascosto comunque anche qui una sorta di vox populi legata al mito di Paul is Dead. All'epoca si diffuse la convinzione che mettendo la copertina di Magical Mystery Tour di fronte a uno specchio, apparisse nello specchio un numero di telefono da chiamare per avere informazioni su il destino di Paul McCartney. Questo numero di telefono effettivamente si intravedeva, era un numero di telefono realmente esistente di un cittadino americano, insomma, che venne più volte disturbato per questo motivo. E veniamo al 68, l'anno del White Album, e quelle cose si fanno veramente inquietanti, veramente, veramente incresciose, piuttosto drammatiche. White Album è stato il primo album doppio della storia, un album assolutamente sgambo e perfetto, frutto di un mancato compromesso tra le anime creative dei Beatles. Fondamentalmente all'epoca i Beatles erano come 4 gruppi distinti, ognuno che faceva il proprio lavoro. Non mancano comunque i momenti importanti. Ad alcuni il White Album piace tantissimo, a me personalmente non fa impazzire rispetto ad altri, però ecco, non mancano i momenti rilevanti. Uno di questi fu il pezzo Helter Skelter di Paul McCartney, da alcuni considerato come il primo pezzo heavy metal della storia musicale. La storia di questo brano è molto semplice. Paul McCartney aveva detto questo, aveva permesso questo. Credo che sia una sorta di ninfomane della musica Paul McCartney, nel senso che a lui piace la musica a prescindere in tutte le sue forme e articolazioni. Noi siamo soliti pensare a Paul McCartney come Paul McCartney di Yesterday, il cantante sentimentale, le canzoncine, le ballattine, queste cose qui. Sì, certamente anche quello, ma Paul McCartney è uno che ha praticato la musica in letteralmente tutti i generi. Una mattina sul giornale aveva letto che gli Who, che all'epoca erano considerati il gruppo duro per eccellenza, si apprestavano a registrare una canzone che sarebbe stata il pezzo più duro musicalmente violento mai fatto fino ad allora in Gran Bretagna. Si disse Paul McCartney, sai che c'è? Lo faccio io il pezzo più duro della storia della musica in Gran Bretagna. E creò questo brano, Helter Skelter, che effettivamente riuscì a centrare l'obiettivo. È un pezzo di una violenza musicale ancora oggi fortissima, con una coda anche in questo caso lunghissima. Addirittura John Lennon si mette a fare un assolo di sassofono, con fade in e fade out, cioè dissolvenza in entrata e in uscita di varie parti della canzone. Si conclude con un urlo feroce di Ringo Starr che dice "ho le vesciche e le dita". Com'è, come non è, fatto sta che Helter Skelter purtroppo poi di lì a poco fu al centro di un caso di cronaca gravissimo. Avrete sicuramente sentito parlare di Charles Manson, The Family, erano il gruppo di hippie psicopatici nazistoidi che bazzicavano la California nella fine degli anni 60. Charles Manson era un sorta di cantante fallito, aveva provato a sfondare nel mondo della musica, aveva anche stretto rapporti con Brian Wilson dei Beach Boys, però malgrado non fosse neanche malaccio come cantautore, non era riuscito nel suo intento e aveva creato intorno a sé The Family, questa sorta di comune hippie composta principalmente da donne. Avevano come scopo quello di andare in giro a commettere
dei crimini che venissero poi addossati alla comunità afroamericana in modo da provocare una sorta di guerra razziale, al culmine del quale lui si sarebbe presentato come punto di riferimento per le persone. Insomma, un piano delirante, insomma, non si può definirlo altrimenti. Charles Manson era anche dedito al satanismo. All'epoca, nel 68, ci fu un film che destò molto clamore. Era Rosemary Baby di Roman Polanski, in cui si raccontò la storia con Mia Farrow, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, ecco, in cui si raccontava la storia di questa donna che restava incinta, e il bambino che portava nel grembo era l'anticristo. Insomma, uno dei primi film sul satanismo nella storia del cinema. Questo film venne visto come derisorio nei confronti della figura di Satana da parte dei cultori del satanismo dell'epoca. Charles Manson decise di punire Roman Polanski per quello che considerava un affronto, con un gruppo di persone della famiglia. Nel 9 agosto del 69 fece irruzione nella casa di Roman Polanski, nel ranch di Roman Polanski in California, uccise insieme ai suoi complici tutte le persone lì presenti, uccise la giovanissima Sharon Tate, che all'epoca era incinta, le squarciò il ventre, le estrasse il feto e col sangue scrisse sulle pareti Helter Skelter e Piggies, erano due titoli dei due pezzi dei Beatles nel White Album. Dirà poi che di aver percepito all'interno del brano Helter Skelter un messaggio a lui rivolto dai Beatles. Naturalmente è un percorso mentale del tutto sconclusionato e delirante, non c'è nessun tipo di collegamento tra i Beatles e Charles Manson, però la canzone Helter Skelter da quel momento in poi rimarrà fortemente legata a quell'increscioso fatto di cronaca. Il film è Rosemary Baby, e anche questo è interessante raccontarlo. Era ambientato in un palazzo di New York di stile neogotico, il Dakota Building. Il Dakota Building è il palazzo in cui andò a vivere John Lennon quando si trasferì a New York, in cui venne ucciso da Mark Chapman l'8 dicembre del 1980. Quindi è un ultimo tassello che lega, che compone questo episodio fatto di strane, bizzarre, drammatiche e tristi coincidenze. E c'è poi un ultimo episodio legato a questo lato oscuro dei Beatles, che proprio rimanda alla morte di John Lennon. Nell'album del 63 With the Beatles era presente il brano All My Loving, scritto da Paul McCartney, che John Lennon, di solito sempre critico verso la produzione di Paul McCartney, amava in particolar modo, anche perché si contraddistingueva per un riff chitarristico fatto da John Lennon, che era un bravissimo chitarrista, va detto, del quale era particolarmente orgoglioso. La notte in cui fu colpito a morte da Mark Chapman, John Lennon, agonizzante, venne portato in un ospedale di New York. Mentre stavano cercando di rianimarlo disperatamente, il medico che era dentro la sala era un Beatlesiano, un grande fan dei Beatles, e quindi insomma molto colpito emotivamente dal fatto di trovarsi John Lennon in quelle condizioni, morente, uno dei suoi idoli dell'adolescenza. Ricorda che c'era la filodiffusione che trasmetteva la musica in tutti gli ambienti dell'ospedale, e nel momento in cui John Lennon stava aspirando, stava per essere dichiarato morto, partì la canzone dei Beatles All My Loving, il cui attacco è Close Your Eyes and I Kiss You, Tomorrow I'll Miss You. E questo è insomma un episodio che completa e conclude questo excursus che abbiamo fatto sull'aspetto oscuro, sul lato oscuro dei Beatles. I Beatles, lo ripetiamo, sono stati un caleidoscopio di musiche, di idee, di innovazioni. La loro musica andrebbe vissuta e ripercorsa nella sua interezza. Poi può piacere o non piacere, ma ricordiamoci che
i Beatles non sono stati soltanto il gruppo delle ballate romantiche, sentimentali o il gruppo di adolescenti che faceva gridare ai ragazzini, ma sono stati dei musicisti di una profondità assoluta nel quale che ci hanno regalato momenti musicali di straordinaria importanza. Bene, per oggi è tutto. Con me ho avuto accanto a me ho avuto la chitarra Epiphone Casino. Non è un caso, perché questa è stata la chitarra che ha caratterizzato la produzione musicale dei Beatles per tanto tempo, e alcune delle canzoni che abbiamo menzionato sono state scritte e suonate con esattamente questo modello di chitarra che vedete alla mia sinistra. Grazie a Roberto De Sì in regia. Ci vediamo alla prossima puntata di 3.